Allora Sandro, intanto complimenti ancora, non serve per questo diciamo successo indiscutibile che c'è stato con questa, avete fatto a mio avviso proprio bingo, prima con la scena del crimine che è stata veramente una bellissima idea che ha avuto già quella un bel successo e da quella avete proseguito malgrado tante difficoltà che abbiamo avuto un po' tutti in questi ultimi 12 mesi, molto particolari infatti. E adesso però mi sembra che avete scaldato i muscoli e ci sono delle prove che state affrontando in modo molto, molto incisivo, direi. Sì, grazie Andrea. Sì, infatti ho due buone notizie da darti. La prima è che questa opera che abbiamo alle spalle, che è il bozzetto dell'opera portata a Milano, anche questa ci abbandonerà in senso lato per andare a Venezia in una grande mostra fatta da Giorgio Grasso, professor Giorgio Grasso, che ha realizzato questa Divina Commedia illustrata da 333 artisti. Illustrata da? 333 artisti. 333. Cioè, il professor Grasso ha selezionato 333 artisti che hanno realizzato ognuno una terzina e quindi arriva per comporre la Divina Commedia in maniera completa. E il quadro alle mie spalle invece andrà a Venezia in una mostra praticamente itinerante in tutta Italia. Io toccherò le città maggiori perché ho fatto Milano, ci sarà Venezia, c'è stato Caravaggio che io non sono andato, ci sarà Roma, ci sarà Firenze, ci sarà Ravenna e uno dei due quadri, quello a Milano rimarrà fisso e questo invece verrà portato a Venezia. Quindi la seconda buona notizia è che riapriamo la Casa del Glicine in modo straordinario, insomma in apertura straordinaria per mercoledì. Per chi non avesse avuto modo di visitare la mostra può visitarla prima che l'opera parti per Venezia. Benissimo, lo segnaleremo così chi vuole venire può venire a dare un'occhiata. Questi tra l'altro sono anche altri bei quadri che valgono sicuramente la pena di dare un'occhiata in maniera un po' più approfondita. Comunico anche che dopo il trasferimento dell'opera a Venezia verrà sostituita con qualche altro quadro, adesso vedremo cosa mettere, e quindi ci saranno altre aperture lungo la permanenza dell'installazione acqua inondante che rimarrà sul Canal Vena fino al 5 di settembre. Bene, complimenti e tienici aggiornato sui futuri sviluppi. Grazie.